Amici bellini, ci siamo. Dove stanno tutte le cose? Aspetta, ecco qua, molto me. Marco Fatigati. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Vi abbraccio e vi bacio. Signori, c'è la maglia. Tra poche ore, oppure se vi siete visti questi video dopo, insomma, probabilmente si presenta alle 19:26 come da consuetudine Napoli. La roba Giappone è stata pure spoilerata, ve la faccio vedere spoilerata perché non l'ho spoilerata io, le cose, io rispetto l'hype che deve creare il Napoli e quindi voi lasciate un like perché questa maglia sembra bellissima e ve la spoilerò in mezzo alla simulazione così all'improvviso, quindi la dovete trovare a guardare per forza, non skippate, che siamo uominicchi. E poi dobbiamo parlare della formazione e anche dell'Atalanta perché questa partita è veramente tosta tatticamente. Cominciamo! Dai, la partita è tosta, la formazione penso che sia quella, confermiamo Gilmour perché lo bot ce l'hanno detto che non recupera. Gli offensivi di Lorenzo, stavo ragionando sui difensivi, non lo so perché è un po' tosta, dei Catalare, Lookman, Reteghi, poi le linee che attaccano, i 5 canali, ha chiamato così Conte, i 5 canali. Marchiamo da vicino Lookman, mettiamo un buongiorno proprio fisso su Reteghi, vediamo di... calma. Ma può essere che ho indovinato l'Atalanta in giallo, se il Napoli si presenta con la maglia nuova, che è grigio scuro, ma vediamo, e l'Atalanta potrebbe presentarsi in giallo. Attenzione Politano. Occhio, già siamo scopertissimi. Zappacosta chi se lo prende? Mamma mia, Meret! Bravo Lukaku, vai Politano, vai Politano, sveglia! Meret! Maronna mi doppio! Fuori! Vai Kvara, vai, approfittiamo, un bel contropiedaccio. Lukaku, Kvara, vai, semplice. Olivero, attaccati a decatenare. Bravo McTominay. Dai, il movimento di Lukaku si allarga. Lukaku si dovrà allargare per portare via Ian. Bello McTominay. Bravo Lukaku. Politano è troppo alto, in realtà non sarà così alto su Ruggeri, dobbiamo abbassare. Bravo Aghissà. Vai, e questa è la cosa bella di affrontare Gasperini, che se poi non sbagli il passaggio, nel momento in cui recuperi palla, non è detto che c'hai l'uomo addosso. Ed è lì che loro fanno il fallo preventivo, fanno il fallo sistematico. Vai Kvara! È chiaro. Bravo Oliver. Ocio, Mecto. Signori, attenzione, mamma mia, il cross di esterno alla trivela. Bravo Gilmour, vai. Lukaku, bravi. Non dico che dovevi tirare da là, ma quasi. Politano. No. Bravo Oliver, vai Gilmour. Troppa fretta, teniamo un po' il pallone. Bravo McTominay. Adesso fretta, vai, 3 contro 2, 3 contro 3. Bravo, vai, Kvara. Bravo Di Lorenzo. Ecco qua. Vai Politano. Politano non aveva fatto mezza azione. Politano. Bene. Però male, nel senso che il recupero alto di Di Lorenzo ce lo teniamo. Bello. Ma abbiamo subito un po' di iniziative. Vai Di Lorenzo, bravo, bravi, tenete un po' il pallone. Fateli correre un po' a voi. Bravissimi. Vai, bravo, vai McTominay. Bravo, vai Kvara, mettila bene, fai un fatto dalla sinistra, bravo. Nessuno. Buongiorno lo sta annullando Reteghi, devo dire la verità. Vai Politano e provaci di nuovo.
Chiappa Zappacosta, no, è finita. Sistemare delle cose. Bisognerà sistemare delle cose. Conte sa cosa fare perché... guarda là, 3 tiri in porta. Noi un'azione, loro molto più possesso, più tiri. Occhio. Come se uscissero dalla lavatrice, dalla lavastoviglie, dalla lavapiatti, dalla lava che volete voi. Dai. Bravo Gilmour. Esatto. Coinvolgi Meret. Che fretta. Che c'è? Boh. Bello Lukaku. No, fuori gioco. Ma non sta sto fuori gioco. Vabbè. Ci fidiamo della tecnologia e andiamo avanti. Arbitro Doveri, mi pare, Doveri. Zappacosta è praticamente Messi e la miglia mal su quella fascia. Fuori gioco. Vai Anghissà, cambia tutto. Bravo. Vai Lukaku. Ce l'hai Politano, ce l'hai. C'hai tutto lo spazio, il tempo, lo sfizio. Dai Rachmani, non lo mollare. Di Lorenzo, Lukman. Un po' morbidi. Dai Gilmour, dai. No, c'avevi il filtrante per McDonald's proprio facile. Vai Olivera, vai, chiudi. Mamma mia, buongiorno, mamma mia, Anghissà. Gesù, bravo, buongiorno. Lukaku le sue spondette le sta facendo, però... Bravo Anghissà, dai, ragioniamo. Usciamo pulito, bravo. Buono, vai Politano, vai. Esatto, bravo, bravi. Premia, bravo. Mettila esattamente. Pegli. Signori Ocio, Lukman fa quello che vuole. Madonna mia. Il muro. No, Di Lorenzo, ma spazzola, falla fare 50 metri. Bravo, buongiorno. Bravi, vai. Esatto, vai Lukaku. Gilmour. Esattamente, anche bravi. Bravo. Ce n'hai due. Chissà, queste cose difficili. Chissà pure avrebbe bisogno. Questo è un tema, avrebbe bisogno di saltarne una per riposare un attimo e non può. I cambi niente, Antonio. Non li facciamo. 1-1, equilibrio. Bravo. Ecco i cambi. Sono arrivati all'improvviso, ma non ci sarà proprio tempo. Lukaku, Simeone, Ngonghe per Politano, perché Neres ti sbilanci troppo e Ngonghe fa il lavoro di Politano, è chiaro. Bravo Di Lorenzo. Boh, però se la palla non esce, se la partita è finita praticamente. Bel cambio di qualità. Vai, va bello McTominay. Vai ragazzi. Ce l'hai. McTominay! Era lei. Questa era la cosa che doveva. Il rimpianto. Il rimpianto. Però niente siringa, Occhio alla siringa. Occhio. Bravo. Chi è? Raccomando. Bravo. Va fuori. Va benissimo. Stai pensando a Kvara Neres, ma è tardi. Lo so che lo fai, ma è tardi. Un po' di velocità. Se fosse la vita reale, in 10 minuti, sai, ci aggiungi il recupero, Neres qualcosì, ma boh, è farlo. Bravo, vecchi! L'aveva recuperato il pallone, com'è possibile? Maronna mia, mamma mia, il muro, bene! Vai in gong, ci sono 4-5 secondi, mamma mia, chissà, mamma mia, Simeone, McTominay, McCainata, cugina. Rachmani, Simeone, chissà. E Farnucci. Signori, ce lo teniamo, Se dovesse arrivare un pareggio del genere con l'Atalanta un pochino che pressa di più, ce lo teniamo. Però
Allora, il però è questo, nel senso che se l'Atalanta attacca, tu ti difendi e dimostrano di essere più forti e arriva il pareggio, tu te lo prendi e va bene pure. E il problema è che si può fare probabilmente qualcosa di meglio. Sapete dove trovo le difficoltà? Negli accoppiamenti, perché se l'Atalanta mantiene Retegui qua, uno se lo deve andare a prendere, quindi dipenderà molto da Retegui. Se Retegui va verso sinistra, se lo prende Rachmani, se va più verso destra se lo prende Buongiorno. Ricordiamo che alla fine potrebbe essere Rachmani se Olivera scala, e secondo me è più logico così. Il Napoli sarà a tutti gli effetti più 5 che 4, quindi con Politano più basso, in modo tale che si possono creare degli accoppiamenti. Di Lorenzo su Lookman con Politano che aiuta, ma Politano deve anche guardare Ruggeri o Zappacos, quello che c'ha Gasperini e che da altri allenatori magari non funziona, non te lo aspetti o li criticano pure. Sto sentendo stanno criticando Motta perché non ha un 11 titolare fisso. Gasperini non ha un 11 titolare fisso, li ruota tanto. Sappiamo che ci sono dei punti di forza chiari, De Catelare qui, Retegui, Lookman, ma stanno facendo giocare Samardzic, c'è Zaniolo che stanno recuperando piano piano, insomma sulle fasce Zappacosta, Ruggeri, c'è Bellanova, quindi ci sarà tanto lavoro da fare per i nostri quinti, e devono avere una mano da Kvara, da Politano e anche credo dalle mezze ali. Quindi questo succede qui. Lukaku se la vedrà con Ien probabilmente, e abbiamo un pochino di accoppiamenti anche qui. McTominay dovrà andarsi a prendere uno tra probabilmente Oderon o Henderson. Quale Henderson? Ederson ovviamente, sperando che Gilmour insomma abbia un po' di libertà per creare, Anghissà dall'altra parte, e quindi qua c'è un Kolasinac che se Politano sta troppo basso, occhio a Kolasinac qua. Quindi ciao, sono Valerio che sta facendo l'editing del video, adesso l'ho messo in copertina. Anghissà scala su Kolasinac come ha fatto su Pavlovic e Gilmour si prende Oderon o Ederson. È facile, no? Sveglia. Altre volte non sono andato a studiare, ma l'ho sentito, l'ho letto e mi fido. Conte l'ha incartata a Gasperini altre volte, quindi sa benissimo cosa aspettarsi Conte da Gasperini. Gasperini potrebbe aver preparato qualcosa di diverso, visto che Conte sa benissimo come si comporta Gasperini. Il tutto si risolverebbe tenendo un po' di più il pallone, perché se lasci completamente il pallino all'Atalanta possono creare, ti arrivano con tanti uomini, e quindi tenere un po' di più il pallone non sarebbe male. Io non ci sono riuscito nella simulazione, vediamo cosa farà il Napoli, e sarà secondo me importante nel momento in cui recuperi palla fare movimenti senza palla in continuazione, in modo tale da scompigliare un pochino l'uomo contro uomo e metterli in difficoltà. Io non dico di andare a mischiare i trequartisti, per esempio Kvara, Politano, che poi non stanno facendo i trequartisti, però creare quella famosa rumba per scompigliarli un pochino, ma dobbiamo essere molto molto bravi quando andiamo subito in verticale. Magari puoi trovare Lukaku, magari Lukaku soffre meno la marcatura alle spalle di Ien rispetto a come la poteva soffrire un Osimhen, e quindi se lo trovi Lukaku poi si possono lanciare negli spazi McTominay, Anghissà, Kvara e lo stesso Politano. Il piano gara quindi mi sembra abbastanza semplice e mi aspetto un pochino di attesa e di ripartenza, però Conte, lo sapete, può avere degli assi nella manica come Anghissà per esempio su Pavlovic, che non conosciamo e che scopriremo domani. Io mi devo svegliare al mattino molto presto e quindi ci sarà la live, tutte le cose, state tuned perché è tutto pronto. Mi chiedono cose sul Giappone e quindi giustamente, perché il Napoli sta cercando di espandersi negli altri mercati, è sempre una cosa molto positiva, però va fatto bene, nel senso che tu crei un social, crei l'account Twitter in giapponese, va benissimo, ma devi far trovare, ricordate Di Coprio che faceva andava nei negozi di sport e il Napoli non si trovava, e devi capillarmente far trovare i tuoi prodotti là. Poi i nuovi tifosi li fai con le vittorie internazionali. Però per esempio hai avuto il mercato della Corea e quando avevi Kim poteva essere probabilmente sfruttato di più. Speriamo che il Napoli stia ragionando su questo anche in prospettiva. Tu stai forse pensando, perché De Laurentiis lo voleva, prendere qualche giapponese di talento, metterlo nella
la squadra. Chiaro, volevo l'americano, avrebbe aiutato tantissimo anche il mercato qui. Sono operazioni che si fanno, che vanno fatte e che sono le benvenute. Il problema è proprio la questione della distribuzione, essendo tutto autoprodotto e autodistribuito. Lo sapete, qua non arrivano le cose all'estero. Se il Napoli riesce a farlo, ben venga, perché è bene diventare iconici. Sarebbe bene, probabilmente, se la MSC adesso come sponsor principale resta per tanti anni come lo è diventato la Lete, è iconico, cioè a colpo d'occhio. Questa è una cosa che volevo dire spesso e mi sono sempre dimenticato di dirlo. Il fatto che il Napoli non abbia Nike, non abbia Adidas, c'ha una cosa positiva, è che il design è quasi sempre unico, mentre le altre squadre che hanno questi colossi alle spalle, per esempio l'Adidas se n'è uscita con queste strisce sui pantaloncini così, tutte le squadre hanno le maglie praticamente uguali, cambiano pochi dettagli magari di colore, ma quando ci sono sponsor famosi, per esempio Fly Emirates, così, va a finire che a colpo d'occhio dici: ma che sta maglia di chi è? È la maglia del Real, la maglia dell'Arsenal, la maglia così, può essere che non si capisca subito. Invece se tu, per esempio, come è stato con Lete, adesso tu guardi le maglie dell'Atalanta con la Lete, fa strano, no? Vedi le maglie dei portieri, dici: se devo portiere lo Napola, ti viene così. Bello avere EA7, bello avere dei design sempre nuovi e sempre diversi, bellissimo, però creiamo un colpo d'occhio che sia sempre lo stesso. Rimani con MSC che è pulito, è bellissimo, 3 lettere, è bellissimo proprio, ti puoi divertire con i vari pattern e con le varie cose e puoi rimanere così. Devi solo migliorare la distribuzione e lì è questione di investimento, perché comunque Armani non ci mette mano e quindi tocca a te, Napoli, farlo, per farla arrivare. Pochi pezzi, non ne servono tantissimi, pochi pezzi almeno nelle città principali, New York, Los Angeles, Miami, copri quelle là dove ci sono più anche napoletani, magari uno che ha la napoletanità d'origine se la compra, la fa vedere in giro e qualcuno si può incuriosire o appassionare. Tokyo, altri punti di riferimento, a Dubai. Si deve fare, si può fare e si deve fare, perché poi il Napoli adesso non sta in Europa, ma puntiamo a rientrarci dalla porta principale, come dice Conte, e dobbiamo poi essere presenti in questo calcio che sta diventando sempre più social, sempre più di facciata, sempre più con i soldi davanti, così sei piccolo a finire che sparisci e i potenti fanno i debiti e diventano sempre più potenti e non li raggiungi mai. Quindi dai Napoli, sono convintissimo che si può fare. Tra l'altro io quando avevo saputo, mo lo diciamo così al finale di video, non ci sente nessuno, quando ho detto Falà, secondo me, perché ho saputo un uccellino mi ha detto, Valentina mi aveva detto delle cose, poi un uccellino mi aveva detto un'altra cosa, roba giapponese, collaborazione così, Falanga ci ha messo questo drago che poteva essere così. Adesso dobbiamo capire, perché il pattern non si capisce bene, sembra quasi che ricordi effettivamente, come mi dice il Falanga, le ceramiche che era l'idea sua dell'anno scorso. Ne parliamo poi live da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. 1-1 vi sta bene? Io preferirei vincere se volete, ma 1-1 non lo sputiamo nel piatto dove poi mangeremo domani.